Eccoci qua, siamo online per un incontro davvero leggendario, ve l'avevo anticipato nella scorsa settimana ed era tanto atteso da tante persone che in queste settimane mi avevano più volte domandato di affrontare una tematica particolarmente calda in questo Veneto che ormai da un anno è in una crisi che non è soltanto di tipo sanitario, non è soltanto di tipo economico, ma davvero vede in ginocchio un intero settore che è quello del turismo che cercava da tempo un rilancio in particolar modo in alcuni settori, in alcune aree di un territorio, quello veneto che ha sete di mostrare le proprie bellezze. Ecco quindi che in questa serata di Guarda fuori dagli schemi abbiamo un tema scottante. È possibile fare turismo, in particolar modo nelle aree più svantaggiate? E questa sera abbiamo come ospiti due persone a me molto care, che sono Andrea Cunico e Francesco Mazzai. Andrea Cunico ci fa viaggiare alto all'interno delle nostre montagne venete. Lui è un esperto di marketing territoriale, è scrittore e divulgatore e questa sera appunto ci porterà alla scoperta di questo parolone marketing territoriale che in realtà è molto usato all'interno delle parti più tecniche, all'interno del mondo tecnico che si occupa della promozione del territorio, ma in realtà è un termine molto utile non soltanto per gli amministratori ma anche per il mondo dell'impresa e per noi cittadini stessi. Stasera scopriremo qualcosa di più, ma ci parlerà anche di come noi turisti stessi possiamo essere davvero turisti responsabili per il territorio montano che tanto è sofferente proprio per una mancanza di politiche responsabili nella gestione del territorio. E poi in realtà vogliamo arrivare alla montagna partendo dalla pianura. La pianura è il territorio da dove io stessa vengo, in realtà io vengo proprio dalle pendici dei Monti Iberici ed è la stessa terra da cui proviene Francesco Mazzai. Francesco Mazzai è una guida turistica che io ho incontrato per la prima volta nella libreria della mia città, che è Lonigo, e è una guida turistica che accanto appunto affianca l'attività di docente ed è fondatore di una realtà che è Play the City, che si occupa di iniziative davvero poliedriche. Delle visite guidate interattive fino alle cacce tesoro, alle cene con delitto, davvero molto avvincenti. Vi invito a scoprire le attività che Play the City promuove all'interno del nostro territorio, davvero molto interessanti e curiose, specie per chi vuole scoprire il Veneto in una maniera del tutto nuova. Francesco invece ho voluto chiamarlo perché mi ha incuriosito un dialogo che abbiamo avuto una volta. Io sono davvero convinta che le aree più svantaggiate possono rinascere molto spesso proprio grazie alla promozione turistica e alla promozione del territorio, no? E molte volte con lui proprio ci siamo confrontati per questo, perché lui ha consentito di far conoscere la nostra città a tantissime persone, a tantissimi turisti che si sono approcciati all'area iberica e alla nostra città, Lonigo. E proprio per questo questa sera gli voglio proporre delle domande un po' piccanti, proprio relative alle aree rurali e a quel territorio, quell'area di pianura e del Basso Veneto che proprio molto spesso non rientra proprio nelle coordinate delle politiche turistiche della regione del Veneto. Allora, perché questo incontro sul turismo del Veneto l'ho definito la settimana scorsa un incontro leggendario? Perché è appunto, vi dicevo, richiestissimo da tutte le parti per tre motivi principali. Abbiamo sete di esperienze di conoscenza del territorio locale. Abbiamo sete di ritornare a vedere 71 milioni di presenze all'interno del nostro Veneto, dopo un anno davvero molto duro e un 2021 che risulta già molto difficile. E abbiamo soprattutto bisogno di vedere queste 71 milioni di presenze non più concentrate a bordo lago, in alcuni territori montani e nella parte più a est del veneziano, nella costa appunto del veneziano e di una parte del Rodigino. Abbiamo bisogno che queste presenze non si concentrino esclusivamente nelle città di Verona, di Venezia e un po' a Padova. Abbiamo bisogno che scoprano anche altri territori
e molto spesso in Consiglio regionale parliamo di come far interagire quindi questo turismo all'interno delle aree svantaggiate, ed è per questo motivo che ho deciso di interloquire con Francesco e con Andrea. Vorrei proprio capire come andare a sviluppare questo turismo, vorrei fare insieme i primi passi per comprenderlo assieme. E quindi Francesco, vorrei partire da un ABC, vorrei capire con te cosa significa quindi fare turismo, e secondo te vorrei intanto lanciarti una patata bollente. Secondo te è possibile davvero fare turismo così come molto spesso anche come amministratori locali ci proponiamo nel territorio, nelle aree svantaggiate, ossia in quei territori che vengono definiti così tecnicamente proprio anche dalle indicazioni europee e nazionali, cioè quei territori che appunto sono quelli che hanno molto spesso meno servizi, sono meno collegati da servizi di trasporto pubblico, sono meno ricchi di iniziative, di opportunità, e sono meno frequentati, meno all'interno di reti e di opportunità di promozione territoriale. Ti ringrazio Cristina per l'introduzione e per questa bella opportunità intanto. Io partirei proprio da questa tua domanda, perché quel dialogo me lo ricordo bene, il primo dialogo, e penso che sia utile a tutti partire e sgomberare il campo da un equivoco iniziale, no? Perché parlare di turismo, e spessissimo, come dici tu, no? Gli amministratori locali con la massima buona volontà lo fanno, ma parlano di qualcosa che turismo non è. Perché il turismo, come tutte le cose, ha una definizione scientifica e il turismo riguarda quelle persone che si muovono per necessità diverse da quelle lavorative, però che si muovono per almeno 2 giorni, cioè vuol dire che il turismo presuppone un pernottamento. Questo è molto importante, sembra una finezza, ma è molto importante, perché se noi andiamo a vedere tutte le persone che sono presenti, le 80.000, 100.000 presenze alla fiera di paese, oppure il corso della città pieno la domenica pomeriggio, il sabato o il sabato, quelli sono turisti. È una città piena di turisti? No, non è una città piena di turisti. In questa definizione c'è una cosa che... Allora, questa è la definizione della World Tourism Organization, che è l'ente sovranazionale che gestisce tutte le dinamiche che hanno a che fare col turismo, no? E, discutibile o no, è stata fatta una scelta in questa definizione, quella di fissare il parametro su turismo o non turismo sul pernottamento. E questo diventa molto importante perché poi tutti i ragionamenti che si possono fare economici, sociali, di lavoro, bisogna farli basandosi sui dati. E i dati sul turismo, non nel mondo in generale, ma poi nella nostra regione Veneto, che ti dicevo, no, e lo condivido con tutti, sono gestiti i dati molto bene, perché c'è un portale di statistica del turismo che è veramente fatto per noi operatori, almeno molto bene, troviamo un sacco di informazioni, si basano su quello sostanzialmente, cioè sui pernottamenti. E allora succedono quei paradossi incredibili in cui ci sono dei comuni, io faccio l'esempio di San Bonifacio, provincia di Verona, al confine, che ha una quantità enorme di pernottamenti, che quindi risulta essere uno dei comuni più frequentati della provincia di Verona, ma non certo perché le persone vanno a San Bonifacio a fare delle cose o a visitare dei luoghi, ma perché ha alberghi. E quindi il fatto di avere la struttura alberghiera in cui il gruppo in transito da Milano a Venezia, da Verona a Venezia, dalla Germania a Firenze si ferma e dorme e pernotta, capito? Fa risultare quel luogo una destinazione turistica, quando destinazione turistica nel concetto invece generale non è. Quindi un pochino dobbiamo fare un po' un ragionamento, no? Noi diciamo vogliamo valorizzare il nostro paese, la nostra cittadina, il nostro territorio, la nostra campagna, la nostra pianura, vogliamo aumentare il turismo. Però di che turismo parliamo? O meglio, più che di turismo, di che turisti, cioè chi vogliamo che venga? Turisti, quindi dobbiamo pensare delle persone che vengono a dormire o da noi, oppure che dormono nelle vicinanze e che poi vengono da noi a svolgere delle attività. E qui c'è tutto un altro discorso tecnico che io cercherò di rendere il più invece fluido possibile, che è il discorso che forse ne parlerete poi dopo, no? Della differenza tra luogo e destinazione. Un luogo è
nella concezione generale molto diverso da quello che è una destinazione turistica. Per far diventare un luogo una destinazione turistica non basta che questo luogo sia bello, perché il punto sul quale dobbiamo iniziare a ragionare è: un luogo bello attira automaticamente le persone? Sì, però non è detto che le possa poi sostenere, no? E quindi una destinazione ha bisogno di ricettività, di servizi, che questo è tutto quell'insieme di cose che possono fare gli enti locali, no? Pulire il territorio, quello che dicevi prima, renderlo raggiungibile attraverso i mezzi pubblici, creare aree di parcheggio per i camper, fare in modo che chi arriva abbia delle informazioni, ma anche creare delle strutture accessibili. Quindi io ho un bellissimo monumento che però non è accessibile alle persone in sedia a rotelle, allora non faccio comunicazione, non do servizi e non rendo la destinazione in nessun modo, il luogo non lo rendo destinazione. E poi è importante capire come comunicare un luogo e farlo diventare destinazione anche attraverso la comunicazione. Noi in questo, non tanto solo in Veneto, ma in generale in Italia, siamo molto meno bravi dei francesi, per esempio, no? Per i quali anche un'area di servizio è destinazione. E non so se voi girate però in Costa Azzurra, quando si va verso, no, l'Occidente, le aree di servizio hanno il segnale turistico, non hanno il segnale di sosta, hanno il segnale turistico perché in ogni zona di servizio c'è un certo tipo di proposta, un piccolo sito naturalistico, un piccolo sito panoramico, o addirittura dei piccoli musei all'interno delle aree di servizio, no? Quindi questo switch. Per farvi un esempio su questo, su quanto è importante la comunicazione, io lo faccio spesso, è un esempio che non ha a che fare con zone disagiate, ma con zone che hanno già un pochino, no, pochino, molta, come posso dire, familiarità con i turisti. Nell'anno 2010 esce in Australia un film che si chiama Letters to Juliet, ambientato a Verona, un film internazionale che tu sorridi, forse l'hai visto, che però in Australia, grazie alla presenza di un'attrice australiana nel cast, ha un successo eccezionale. Benissimo, se andiamo a guardare i dati degli arrivi e delle presenze di australiani a Verona, no sistema Lago di Garda, ma Verona città, ha un balzo del 30% in avanti in un anno, dal 2010 al 2011. Per vedere lo stesso delta bisogna fare 2011-2016. Capito? Quindi la comunicazione di una destinazione, che in questo caso, vabbè, l'esempio è Verona, però può funzionare moltissimo come motore. E l'ultima cosa per la destinazione è un po' quel quid, no? Che cosa offre quella destinazione? Parlando, io ho fatto anche diverse fiere, no? Come operatore, Milano, Londra, e quando vai a parlare con gli operatori, loro ti dicono sì, e parli del Veneto, anche tu giustamente prima non hai citato Vicenza tra le mete più selezionate, no? Quando vai a proporre le ville di Palladio, ma Venezia si vede? Guarda che noi parliamo di turismo senza spesso renderci conto che tantissime persone arrivano a Verona, che voglio dire è Verona, senza sapere nemmeno dove sia, senza nemmeno sapere se c'è Venezia vicino o lontano, senza nemmeno sapere per esempio che è il posto dove hanno ambientato Romeo e Giulietta. Noi di guide ne abbiamo di aneddoti a bizzeffe, delle persone, e non è, ripeto, un problema solo del Veneto, di persone che a Firenze chiedono dov'è la Cappella Sistina, oppure che a Venezia chiedono la Torre di Pisa, è successo più volte, capito? Quindi il fatto che noi abbiamo delle attrattive molto forti, che sono diventate destinazioni da tanto tempo, grazie a un certo tipo di comunicazione, prima involontaria, perché partiamo dal Grand Tour. Il primo che fa comunicazione, perché in Veneto vengono tanti tedeschi? Perché siamo vicini, sì, ma anche perché Goethe è il primo che arriva e racconta di Verona, racconta di Venezia in maniera entusiasta. I tedeschi ancora adesso lo leggono, non tutti ovviamente, però. Ecco, e allora a questo punto, però dopo mi dici, le persone che ci staranno ascoltando diranno hai chiamato la persona sbagliata perché stanno dicendo, no? È ovvio che le persone vadano a intasare Venezia, che vadano a intasare Verona. In realtà qualche strumento per portare le persone fuori da questo overtourism di cui parlavamo prima che succedesse quello che è successo, ci sono
ci sono e sono interessanti da esplorare, soprattutto negli ultimi anni hanno aperto delle finestre interessanti. Quindi tu mi stai dicendo che è possibile arrivare nelle aree svantaggiate a fare attività turistica. E questa cosa qui è per me molto interessante perché risponde a un messaggio che per esempio ci raggiunge anche l'esigenza lanciata da per esempio un grande numero di giovani. L'altro giorno stavo leggendo un articolo molto interessante, sai Francesco, che nasce da un progetto di ricerca che si chiama Giovani Dentro, che vi invito a leggere se non lo conoscete. È ancora in corso di realizzazione, si concluderà la raccolta dati proprio ad agosto di quest'anno. È uno studio cofinanziato da Coop Fond e da Vismara ed è realizzato insieme ad Eurac e ad altri centri di ricerca. Sta raccogliendo dati sulla base dell'esperienza di giovani che vivono appunto in aree rurali e aree svantaggiate e il 67% dei ragazzi intervistati tra i 30 e i 39 anni decidono e si orientano a rimanere nel comune delle aree interne in cui vivono. Cioè loro scelgono, nonostante il 54% di loro abbiano trascorso del tempo fuori dal comune in cui abitano attualmente, scelgono di rimanere nel territorio e questo lo fanno sapendo delle opportunità che vi sono fuori e scegliendo di rimanere perché riconoscono la preziosità di ciò che vivono all'interno del proprio comune, del proprio territorio, desiderando in particolar modo di volerlo valorizzare e far conoscere a chi non lo conosce. La cosa bella di questo articolo, di ciò che emerge da questa ricerca, è che in particolar modo si vogliono proiettare verso iniziative che possono appunto far emergere queste particolarità del territorio che vivono, per appunto far differenziare il territorio e la proposta del proprio territorio nonostante sia un'area interna poco frequentata, poco sperimentata e poco conosciuta al di fuori del proprio territorio. E questa è secondo me la chiave di volta, cioè significa che l'esperienza di questi anni di evoluzione turistica e in particolar modo la sempre più evidente forza di un turismo che ha un nome specifico di cui parlavamo molto spesso, che è turismo esperienziale, sta entrando all'interno, grazie anche ai social in particolar modo, sta entrando all'interno di una nuova prospettiva di turismo capace di entrare, di far diventare il piccolo comune, la realtà più svantaggiata all'interno di un percorso turistico scelto anche da chi viene da una città o da un'area totalmente diversa che non sarebbe mai arrivato all'interno di quella comunità e di quella realtà. Penso anche a un comune non tanto distante dal nostro basso Veneto, dove per esempio non vi è nulla se non attività imprenditoriali artigiane conciarie e dove un'attività agrituristica è riuscita ad avere successo attraverso i social proprio perché un animale è riuscito, in questo caso un piccolo porcellino, è riuscito a attrarre, ad essere attrattivo e a richiamare anche in epoca di lockdown un'attenzione su di sé tale da far conoscere le specialità enogastronomiche e le specialità e le attrattività paesaggistica di quel territorio che appunto senza questo strumento e senza questa iniziativa imprenditoriale quel territorio non avrebbe mai saputo far riconoscere. Per cui una nuova destinazione turistica o un nuovo prodotto turistico. Lascio a te insomma questa interpretazione. E da un punto di vista politico, come possiamo realmente, secondo te, nella tua esperienza, perché qui sta poi il dunque, perché io sono una politica e io mi devo naturalmente occupare di facilitare poi la nascita e la visione, la realizzazione e la possibilità di queste iniziative imprenditoriali, della replicabilità di queste iniziative territoriali all'interno del territorio. Secondo me il punto che sia successivo a quello che dici tu,
per capire se questa è una direzione che si può prendere, come quando si parla di qualunque attività economica, l'offerta ci può essere, perché abbiamo visto che ci sono delle persone che vogliono proporla. La domanda c'è, ci sarà? Sì. La risposta io la dico già sì, perché all'interno anche dei turisti stessi c'è questa volontà di autenticità e di vivere esperienze che non siano quelle standardizzate, no? Io sono una guida turistica, ma per primo mi rendo conto che sta crescendo sempre di più il numero di persone che non vogliono far parte del gruppo che sta dietro alla guida con la bandierina e che magari dice le stesse cose per tante volte durante l'anno. Quindi la richiesta per fare cose diverse e vivere esperienze autentiche c'è, la richiesta c'è e quindi ci si può lavorare su questo sì. Tu hai usato giustamente la definizione di turismo esperienziale, che è una cosa che diciamo a livello di definizione è quasi nuova, però di fatto è semplicemente il rendere concreto qualcosa che si faceva già da un po' di tempo, no? Perché c'erano diversi luoghi in Italia che già da tempo iniziavano a proporre una serie di attività di tipo autentico. Prima che si parlasse di turismo esperienziale, io mi ricordo, pensate, piccolo aneddoto personale, la prima visita guidata che io feci nel 2013, quindi non tantissimo tempo fa, però nel 2013 io portai un gruppo di tedeschi, grazie a un'agenzia tra l'altro del territorio, a Verona a fare la visita della città e poi in Valpolicella a fare una degustazione guidata in una cantina, in cui il proprietario, che è un conte, mi prende da una parte a un certo punto, ma sai che cosa mi è successo quest'anno? Io ho ricevuto un sacco di richieste dalla Nuova Zelanda di gente che voleva venire a fare la vendemmia. E io gli ho risposto, sì, però guardate che non vi pago. E loro hanno detto, no, paghiamo noi. Perché erano alla ricerca di esperienza, quando ancora il turismo esperienziale come definizione non c'era, però lui gli ha creato questa possibilità di dormire in tenuta, di fare la cosa, e dopo loro si facevano le loro escursioni sul lago, Verona, Venezia e via dicendo. No, per cui non è una cosa nuova solo perché ce ne stiamo rendendo conto, però di fatto sul campo c'era già. Per quanto riguarda gli strumenti che possono avere questi giovani o queste realtà, no, ci sono strumenti a disposizione degli imprenditori. Tu hai citato l'agriturismo, l'enogastronomia, scusate, a mio parere, almeno insomma nel nostro paese, inteso proprio a largo in Italia, ma poi nel Veneto, è un canale fondamentale. È un canale fondamentale perché è un punto di forza assoluto e le specificità di ogni luogo, il fatto che in ogni paese tu abbia una cosa diversa rispetto a quello che hai nel paese vicino, diventa veramente un motore per andare a colpire una fascia di persone, colpire, scusate il termine poco pacifista, ma a intercettare una fascia di potenziali utenti interessati a scoprire questo tipo di proposta, no? Però io pensavo anche, per esempio, a tutta quella rete, tu parlavi, no, di luoghi solo legati ad attività produttive. Io sto iniziando a lavorare abbastanza bene con i musei aziendali, per esempio, con tutto il recupero della cultura d'impresa che può generare sì un tipo di turismo interessante, perché va a toccare quella parte culturale di cui noi italiani, insomma, siamo orgogliosi in un certo senso, però nell'altro poi ci dimostriamo invece in realtà di non esserlo tantissimo. In Veneto c'è un'eccellenza, secondo me, tra le varie, io ne cito una senza fare il nome, di un settore, diciamo, il settore delle distillerie, dei musei aziendali bellissimi, sia che siano nella provincia di Vicenza o nella provincia di Rovigo, diciamo, per farla larga, e riescono a creare del movimento che può essere movimento turistico, no? Che può essere movimento turistico. Per quanto riguarda il discorso dei giovani che vogliono o che desiderano creare delle situazioni, inventarsi dei prodotti turistici che facciano andare dei turisti in dei luoghi in cui i turisti prima non andavano e quindi che contribuiscono a creare la destinazione, ce n'è bisogno tantissimo, e però da soli è difficile che riescano ad andare oltre a un successo temporaneo. Mi spiego, non è difficilissimo nel mondo di oggi avere il quarto d'ora di celebrità, perché, come dicevi tu,
c'è l'escamotage sui social, c'è la comunicazione fatta al momento giusto, c'è il giornalista giusto a cui piace la tua cosa, hai la botta di fortuna di capitare nella fiera giusta con l'interlocutore giusto, capito? Ci sono delle situazioni in cui per partire riesci ad avere la spinta, però dopo bisogna mantenerlo e lo mantieni solo se nel frattempo il luogo dove stai è diventato destinazione, perché la strada bianca per arrivare all'agriturismo è bellissima, ma se è strada comunale e inizi ad avere delle buche che ti fanno bucare le gomme oppure che fanno scivolare le macchine fuori strada, la gente inizia a non venirci più dopo e quindi l'ente deve darti una mano per quello, per rendere la destinazione accessibile e accogliente. E poi nella comunicazione, perché tu puoi essere bravo nel social, puoi essere bravo a raggiungere i tuoi clienti, però a un certo punto quei clienti che tu raggiungi da solo non saranno più sufficienti. Io quando vado a scuola dai ragazzi dell'ITS porto sempre un esempio chiaro. TripAdvisor, con il suo partner Viator, nel 2018, se non erro, solo sulle destinazioni Nord Italia ha speso qualcosa come 5 milioni di euro di promozione solo su Google Ads. Ok? Quindi, come faccio io, piccolo, che ho la mia bella idea, ad andare da solo a promuoverla? Ecco che allora io non lo so, perché lo vedremo solo a bocce ferme, però qui chiudo per non sforare. È una provocazione che lancio a te, insomma, perché so che hai voce in capitolo. Non lo so se la scelta di Veneto Land of Venice ancora sia una scelta che va in quella direzione. Io non lo sto dicendo per fare polemica, è proprio un dubbio. Perché è vero che dire Venezia ti porta le persone, e allora tu dici io le porto a Venezia, ma le porto anche sulle colline del Prosecco, le porto a Treviso, le porto a Chioggia. Però non lo so se come ente pubblico, come regione per esempio, no, che ha questo compito a livello costituzionale di andare nelle fiere con lo stand bellissimo, che è stato il più bello per tanti anni, lo stand della Regione Veneto, quando andavamo in giro era sempre quello più apprezzato, però in cui ci sia questa immagine, no, comunque del l'hub che deve essere Venezia. Non so se possa aiutare questo, perché comunque chi viene in Italia spesso non viene solo in Veneto. Allora se ragioniamo sul turismo, dobbiamo ancora ragionare sui dati macro, no? Uno viene in Italia, si fa il tour dell'Italia, magari in Veneto ci passa 3 giorni, uno al Verona, uno a Venezia, il terzo lo porti in campagna, potrebbe essere, però non è sempre così. Non so se mi sono spiegato in quest'ultimo passaggio. Quindi la comunicazione e il supporto istituzionale su questo è molto importante, e se c'è la volontà di delocalizzare il turismo e di potenziare questo tipo di offerte, ci vorrebbe un po' il coraggio di andare in quella direzione. È ovvio che è molto difficile dire io porto in fiera a Berlino l'agriturismo con 20 stanze invece che la catena di hotel a Venezia che di stanze ne ha 3.000. Me ne rendo perfettamente conto, però dal punto di vista istituzionale, rispondendo alla tua domanda, è questo di cui ci sarebbe bisogno, a mio parere. E infatti anche nella discussione del piano di ripresa e resilienza abbiamo proprio parlato di delocalizzare e di creare proprio percorsi rivolti ad un turismo che uscisse dai canoni tradizionali, così come pensati fino ad oggi. Però questo discorso che tu hai fatto apre ad un ragionamento che introduce invece il passaggio dalla pianura che ci porta alla montagna di Andrea, e in questo caso Andrea ti introduco e ripeto, insomma, Andrea in questo caso interviene quale esperto di marketing territoriale, ma in questo caso insomma è anche divulgatore e scrittore. Ho piacere di parlare con lui perché tutto il discorso che ci ha introdotto Francesco al turismo, alla promozione del territorio, al racconto rispetto al fatto che i singoli territori devono essere raccontati nella loro interezza, valorizzati in quelle che sono non soltanto le opportunità date dall'impresa del turismo,
ma anche da tutto il complesso mondo imprenditoriale e dalle realtà paesaggistiche, dai valori paesaggistici che stanno attorno alle opportunità imprenditoriali e turistiche che i singoli territori hanno o potrebbero andare a sviluppare. Tutto questo deve essere promosso, valorizzato, comunicato, e in tutto questo ci sta un concetto che è un concetto molto difficile da spiegare, da raccontare, ma deve essere utilizzato, e che ci seguono. Ci sono anche molte persone che sono impegnate all'interno di amministrazioni, all'interno del mondo dell'imprenditoria e di marketing territoriale magari hanno sentito parlare, però molto spesso non sanno davvero a che cosa può essere utile. Quindi ho chiesto ad Andrea di spiegarci che cos'è questo marketing territoriale. Proviamo a snocciolarlo un pochettino. È una domanda complessissima, ma a che cosa davvero può servire e perché il marketing territoriale può essere in realtà uno strumento non semplicemente a disposizione di un territorio, ma soprattutto degli imprenditori e dei cittadini di un territorio. Sì, intanto al di là delle solite formalità, grazie davvero per aver creato questa occasione, perché come ho avuto modo di dire più volte anche a Cristina, l'argomento di per sé, sia per la parte turismo che abbiamo già aperta, ma in generale non arriva, come dire, sui quotidiani e non arriva sulle trasmissioni televisive di tutti i giorni. Noi siamo abituati a vedere e a sentire parlare di economia e di grandi numeri, e quando si fa questo si vedono industrie, si vedono capannoni, si vedono, come dire, noti imprenditori, no, che vengono invitati nelle trasmissioni. Ora, voglio dire, non è che accada spesso che il tutto venga inquadrato e ci dicano qual è l'economia più importante, no? Il Veneto è la prima regione, forse questo lo sappiamo un po' tutti, per turismo in Italia, no? Quindi noi già ci troviamo, diciamo, nell'ombelico del mondo, perché siamo già fortunati, perché operiamo in una situazione che abbiamo ereditato, che viene dalle città d'arte, che viene da Venezia, benissimo. Però attenzione, siamo dentro a questo involucro quando l'economia mondiale negli ultimi 20 anni ha performato, qualcuno dice ha cubato, ma a me non piace, quindi ha mantenuto un 4,4 per 20 anni. Cioè è un dato veramente importante. Cioè, ricapitolando, sarebbe giusto parlare di billing, cioè di volume d'affari, no? Più precisamente. Nel turismo mantiene mediamente negli ultimi 20 anni. Penso che il dato si sia fermato nel 2019, perché temo che avremo una flessione importante ahimè. Allora, voglio dire, siamo un paese importante per il turismo, nei primi 4-5 posti. Siamo nella regione che è più importante per il turismo. Siamo dentro un'economia mondiale che è stabile, cresce del 4,4. Poi aggiungo una cosa importante. I capannoni che ci fanno vedere, gli imprenditori che ci fanno vedere, hanno produzioni che sono delocalizzabili. Cioè io ho un imprenditore con 180 dipendenti, tanto di cappello, sia chiaro, sia fuori a scanso di equivoci, grandissimo rispetto, ma la sua produzione può essere delocalizzata in Romania ed è già accaduto. Quando noi ci troviamo, come questa sera, e parliamo di questa economia, parliamo del nostro territorio, della crescita di reputazione dei territori, cosa stiamo facendo? Stiamo creando un patrimonio, stiamo rafforzando un patrimonio di credibilità, un patrimonio di reputazione che è collettivo, e vedremo subito cosa significa, ma che soprattutto non è delocalizzabile. Cioè non è che arrivi una cordata di cinesi e si compri la reggenza a 7 comuni o la Lessinia
per la sua storia, no? Non è delocalizzabile, e qui il turismo si fa qui, a chilometro zero. Quindi, come dicevi nel titolo, stiamo guardando a casa nostra, oltre, credo, ogni altra possibilità di operare, di lavorare. Va bene, però la domanda era di introdurre, di dare come dire, una definizione forse, no, di marketing territoriale. Ora, io per primo, come dire, sono appesantito, a parte dalla giornata di oggi, che è stata piuttosto impegnativa, ma da questo nome, sinceramente a me non piace. Cioè, il termine marketing è stato con difficoltà tradotto. Possiamo dire che facciamo mercato con il territorio, possiamo dire che possiamo competere con il territorio, va bene, però questo termine qua ce lo teniamo in inglese, portate pazienza, insomma, no? Vuol dire, non piace, ma va bene. Allora, la prima osservazione che mi invito a fare è che se esiste il marketing territoriale, ma non esiste il marketing, ditemi voi, della chimica o il marketing automobilistico, no? Noi usiamo, oppure mi viene in mente alimentare, però noi usiamo marketing territoriale senza porci la domanda. Perché accade questo? Prima di tutto, nel stesso marketing mi aiuta a introdurre il termine, non per fare filosofia sull'aspetto etimologico che non ci serve, ma per capire di cosa stiamo parlando, no? Allora, l'approccio è assolutamente industriale, se volete, no? E riguarda il territorio. Le due cose sembrano il sacro e il profano, messo così. Però l'approccio a cui noi guardiamo alla proprietà collettiva, che riguarda comunità per comunità, piccola o grande che sia, guardate che una piccola città è una piccola comunità, 5 comuni, 7 comuni sono delle comunità ospitanti, no? Quindi il termine comunità va preso in questo contesto come in tutti i casi delle unità. Allora, la comunità che vive un territorio ha assolutamente la proprietà collettiva di quella realtà. Chi abita a Verona ha quell'identità e quella proprietà, la storia, no? Opera lì. Chi vive nei 7 comuni ha una lunga storia. Perché ne parliamo? Perché questo genera attrattività. Si può pensare soltanto alla parte dei servizi, se io tolgo l'attrattività? No. Si può viceversa guardare solo la parte dell'attrattività se poi togliamo i servizi, abbiamo detto prima? No, nemmeno, ce lo possiamo invertire, no? Quindi io so che devo porre questa economia su 2 colonne. Da una parte il patrimonio ambientale e l'attrattività data dal paesaggio e dal resto, e io ci metto dentro la cultura, ci metto dentro la lingua, ci metto dentro la storia, benissimo. Dall'altra abbiamo bisogno della parte, verrebbe da dire manager, ma non vogliamo dirlo in questi termini, della capacità delle persone di gestire quel territorio, organizzarlo, metterlo in rete, e qui cominciamo a parlare di marketing territoriale, perché sia attrattivo e attraverso, dicevi bene tu prima, attraverso l'economia del turismo che si basa sostanzialmente sul pernottamento, ritornare al territorio in maniera più diffusa possibile dei vantaggi. Bene, quindi parliamo di marketing territoriale per quanto riguarda la gestione di un territorio, delle sue risorse, e io dico che la relazione con il turismo è stata un po' esagerata, cioè noi siamo portati a dire il turismo è in relazione diretta. Siccome ne ho parlato oggi pomeriggio con questi percorsi formativi importantissimi che la Regione Veneto sta promuovendo, veramente uno strumento veramente vincente. Allora, con operatori,
L'esempio che vedo che funziona di più, perché avrei bisogno di tempo e rischio di annoiare un sacco di persone, è credo rappresentato dall'identità Sud Tirol, no? Già il nome non contiene il nome di una località, non abbiamo il nome di una città dentro, e questo qua accende una lampadina. Punto 2. Fino a qualche anno fa, circa 3-4 anni fa, loro avevano una struttura molto importante, molto efficiente, SMG, che funge da agenzia di marketing territoriale. Cioè, dentro a questo ufficione, un centinaio di persone, abbiamo chi scrive i testi, giornalisti, chi scrive testi naturalmente del territorio, chi scrive i contenuti, va bene? Poi c'è chi si occupa della parte fotografica, chi si occupa, bene, è tutto veicolato sulla comunicazione, tutto bene. Ed è il mondo da dove io vengo da quel mondo nel privato, dove si fa la stessa cosa per una moto, per gli scarponi, per l'abbigliamento, quindi l'approccio è industriale. Dove sto andando a parare? A un certo punto quel territorio, in questo caso è il Sud Tirol, dice: perché fate questo per il turismo? Solo per il turismo? Noi agroalimentare, noi meccanica, noi costruzione bio, adesso non voglio citare le marche perché sembra una roba, no, ma sono talmente note che le conosciamo tutti. Vogliamo far parte di questo carrozzone vincente? Cioè, sta funzionando, la reputazione cresce, il prodotto turismo cresce, bene, anche noi vogliamo fare, per collegarmi a Cristina prima. E quindi questo processo di qualità, di responsabilità nel creare reputazione al territorio è stata estesa, quindi si è passati da SMG a IDM, dove questo ultimo acronimo sta per innovazione, design e marketing, credo, se non ricordo male, e il salto di qualità si è visto, c'è la Camera di Commercio, tutti hanno aderito, supportano questa azione. Mi serve per confermo che non è a favore di soli operatori turistici, ma di tutte le attività, tutte le aziende, tutti i prodotti. È chiaro che prodotti che vanno direttamente al pubblico come l'agroalimentare è più facile, è più diretta la cosa, ma quindi vedete è un lavoro che si fa per valorizzare il territorio, praticamente è la governance della territoriale per quanto riguarda cultura, turismo e quello che ne compete. Finisco perché capisco che... Allora, la domanda che secondo me dobbiamo porci, perché Cristina ha posto una domanda precisa che poi si può trasferire anche su zone meno fortunate, diciamo così, no? Più marginali. La domanda rimane la stessa, il modello è sempre lui, cioè di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di immagine, e questo parte dall'identità, perché se non hai l'identità l'immagine non la costruisci. Quindi di comunicazione. Punto 1, comunicazione. Punto 2, abbiamo bisogno di innovazione di sistema. Noi non possiamo fare turismo come lo stiamo facendo adesso. Siamo a un livello assolutamente spontaneo, tecnicamente si chiama, dove stiamo superando la fase appena delle pro loco, no? Mentre gli altri sono molto più avanti. E nella terza fase noi dobbiamo pensare all'internazionalizzazione. Vale internazionalizzazione per le marche? Io direi di più qua a metterci di peso in Europa, no? Perché il nostro turismo è questo. Quindi questo è il processo. Detto questo, quali sono le dinamiche? Casomai ne riparleremo dopo. Si parte esclusivamente dal territorio, da una definizione di spazio, ma come dicevi prima, se questo territorio non comunica, non è destinazione, è un territorio.
Cioè il territorio comincia a diventare destinazione, dal punto di vista anche di definizioni, quando comunica una propria identità e quindi si dichiara, mi dichiaro terme, mi dichiaro montagne, mi dichiaro laghi, e quello che ne consegue. Mi fermo intanto perché sennò... No, intanto ti ringrazio tantissimo Andrea perché hai dato un'immagine molto chiara e mi viene da pensare a un esempio che mi sta molto a cuore. Vorrei dartelo come spunto e darlo anche a chi ci segue. Io sto seguendo in questo periodo un territorio che da un problema probabilmente sta facendo marketing territoriale. Cioè, Sorgà, vi invito a seguirli, Sorgà è un comune del territorio veronese che si è trovato tra capo e collo una proposta di un imprenditore di insediare all'interno di questo territorio, di questo comune, una discarica di un rifiuto speciale, quello che deriva dalle auto, quella parte che non è riutilizzabile. E Sorgà si è opposta a questa discarica, però questa discarica deve seguire un processo di autorizzazione che passa per la regione. Accanto a Sorgà si sono affiancati altri 12 comuni e anche le associazioni di categoria agricole piuttosto che associazioni ambientaliste. Questa unione ha fatto emergere, ha fatto conoscere all'interno di un territorio molto più ampio di quello circoscritto del Basso Veronese, ma ampliandosi verso la Lombardia e facendo rete, quindi facendo conoscere un territorio fino a quel momento conosciuto semplicemente dagli addetti ai lavori, ha fatto conoscere a molte più persone una tipicizzazione produttiva del riso, in questo caso, di un riso IGT molto qualitativo, che fino a questo momento probabilmente era stato schiacciato prevalentemente dalla conoscenza della mamma, diciamo, Isola, della vicina Isola, famosa per la festa del riso, famosissima per la produzione naturalmente da un punto di vista promozionale molto molto più conosciuta, e sta facendo rilevare un certo orgoglio territoriale, ma anche una capacità comunicativa che sta rompendo gli schemi e sta facendo unire un comitato con i cittadini, con l'amministrazione comunale e con una rete sempre più ampia di associazioni di diversa natura, che probabilmente, io mi auguro, possa emanciparsi fino a un'azione reale di marketing territoriale che può probabilmente ridare nuova linfa anche a un territorio che probabilmente non avrebbe avuto altre opportunità di iniziative, e speriamo che comunque questa intraprendenza possa poi far nascere buone opportunità per la comunità, ma anche dia seguito a risultati positivi per la battaglia che stanno portando avanti. Perché insomma ne va della salute di tutti, ne va della positività, insomma, poi anche del futuro di quel territorio, non soltanto delle conseguenze di un territorio che non conosce e di una tutela ambientale che non conosce naturalmente confini né provinciali né comunali. Detto questo, insomma, era un esempio che mi veniva in mente, data la vostra esperienza. Detto questo, ti farei una domanda che un po' prescinde dal punto che hai condiviso prima. Quel punto, a preannuncio, apre a una riflessione. Dato che in tanti mi avete scritto in questo periodo apprezzando il desiderio appunto di continuare una riflessione su questi temi, sul tema del turismo, della promozione, della valorizzazione dei territori, specie appunto quelli che hanno sete e voglia di farsi conoscere e di promuovere, di avere opportunità, questo incontro sarà probabilmente il primo di molti. E questa riflessione sulle dinamiche di promozione dei territori, questa serie di incontri sulle dinamiche di promozione dei territori
li potremo riprendere e quindi vi terrò aggiornati sui prossimi appuntamenti per poterli approfondire di area in area, di settore in settore, magari anche di territorio in territorio, per poterli quindi sviluppare insieme anche a voi, per cui se avete piacere di approfondimenti specifici li possiamo anche costruire in corso d'opera insieme. E questo è una proposta propositiva, ma anche velatamente una minaccia, nel senso che possiamo, se non lo fate vuol dire che probabilmente non siete cittadini così attivi e leggendari così come magari immaginate. No, ma a parte gli scherzi, in realtà, siccome molti che ci state seguendo siete attivi magari nel settore del turismo, altri magari sono desiderosi di iniziare attività anche legate al mondo della promozione, eccetera. Altri ancora sono, magari sono amministratori o desiderano magari poter essere cittadini attivi o amministratori addirittura, cosa che insomma auspico in maniera abbastanza accurata. Parallelamente però ci sono tante persone che mi seguono, ci seguono, che sono semplicemente cittadini che vorrebbero essere cittadini e magari anche turisti responsabili o viaggiatori, esploratori del Veneto responsabili. E uno dei temi che è emerso in maniera molto particolare, specie in questo anno in cui il turismo, diciamo, chiamiamolo un po' chilometro zero nel senso più vicino a casa, è stato al centro delle discussioni, al centro delle nostre scelte obbligate a causa dell'emergenza Covid, è stato proprio in particolar modo il rapporto con la montagna. E quindi voglio chiedere ad Andrea, dato che appunto tu sei un conoscitore della montagna, tu vivi in montagna, molto spesso si è parlato, in particolar modo in quest'inverno, di un'esigenza, cioè di tornare a educarci a vivere la montagna al di là della neve e al di là del turismo di massa, essendone responsabili. E vorrei chiederti un contributo riguardo a questo. Io sono una grande appassionata di montagna e non vivo la montagna dello sci, fin da piccolina non l'ho mai vissuta così. E questo probabilmente mi ha permesso di viverla in un'altra maniera. Vorrei però che ci raccontassi tu, da abitante della montagna, quali sono i consigli che dai a chi, non vivendo la montagna ogni giorno dell'anno, si approccia a vivere qualche giornata o qualche ora, insomma, per svago, per visita, per divertimento, e a chi invece vorrebbe fare in modo che la montagna venisse anche valorizzata in maniera opportuna per anche far rinascere le opportunità del territorio e fare in modo che la montagna non venga abbandonata. Sì, sono tutte domande veramente importanti e abbiamo comunque un effetto domino, no? Se non ripartiamo da quel principio della proprietà collettiva che non riguarda veramente un certo numero di chilometri quadrati, solo la parte fisica, ma anche la parte materiale, ci sfugge il concetto di attrattività. È emerso, anzi, misuriamolo, come dire, se non sembra troppo cinico, proprio dal punto di vista di bene da fruire. Perché ce lo siamo chiesti tante volte e devo dire che nei convegni, in particolare a Dobbiaco, Annibale Salsa, antropologo, ha fotografato in maniera semplice, sai quelli bravi che sanno 5 parole mentre tu fatichi mezz'ora balbettando e non ne vieni fuori. Ecco, allora arriva lui e dice una cosa molto semplice, no? Per capire l'attrattività della montagna e perché si sale volentieri, come dicevi tu, e che tipo di fruizione, non iperturismo, ma diffuso, tutto quello che ne consegue, che conosciamo, che è inutile che io ripeta, no? Ecco, allora lui dice, guardate, se ci pensate, e l'attrattività quindi di queste aree è direttamente collegata a un passato giuridico che le poneva in un mondo come modello diverso, no?
cosa diavolo vuole dire? Io sono là seduto e sento che questo parla di 7 comuni della reggenza e siamo a Dobbiaco e ci sono 5 lingue con le cuffie e con i traduttori e questo comincia a parlare. Cosa sta dicendo? Mi interrogo. Lui dice: guardate che queste aree sono state autogovernate dal basso. Adesso l'Unione Montana, scusate, la Commissione Europea chiama questo fenomeno CLLD, cioè Community Led Local Development. Le comunità governano e orientano i territori dal basso. Vi chiederete dove sto andando a parare. L'attrattività che noi leggiamo è l'autenticità di questa vita, di questo modo di vivere la montagna. Non è solo la quota, il torrente e il resto, ma è un modo di vivere che attrae chi vive quotidianamente in pianura, in città, specie in città, no? Allora vuol dire che questo modo di vivere è interessante, quindi io mi porto in quella località e cerco di avere, usiamo pure il turismo esperienziale, che vuol dire per esempio scoprire perché una località ha questo nome, cosa significa, scopri che c'hai un villaggio retico, scopri un sacco di cose. Bene, la parte esperienziale. Ma a noi interessa capire, dicevamo prima, che tipo di approccio possiamo. Allora, credo che l'ultimo episodio, anche qui venendo nel concreto, che ha, come dire, testimoniato che la via che stiamo seguendo, cioè quella degli impianti, della monocultura, dei centri commerciali in montagna, delle lunghe file di auto che noi riconosciamo come economia, cioè come riconosciamo i capannoni, riconosciamo bene, questi fenomeni sono smentiti clamorosamente. Allora, la Bocconi, dove c'è un master in comunicazione, in economia del turismo, opera in un'area qui vicino a noi, dove noi confiniamo, e che cosa fa? Mette al centro la riemersione di queste tradizioni. Quindi noi andiamo in montagna, per rispondere, prevalentemente, anche se non ne siamo consapevoli, per trovare una dimensione che in pianura abbiamo perso. Non solo in pianura, non è vero in pianura, nelle città prevalentemente abbiamo perso. Però la domanda, come l'hai posta tu, mi obbligherebbe a un tempo troppo lungo, ma ci tengo a questo aspetto qui. E se mi consentite, l'unica forma che noi abbiamo in Europa, ok? Frutto delle buone pratiche che ci vengono dai progetti leader. Bene, abbiamo una statistica, abbiamo una casistica. Bene. Dov'è la costante? Cioè, dov'è il nostro filo di garanzia, anche dal punto di vista economico, per dire che la strada giusta è quella del turismo, di quel tipo di turismo? Lento, verde, d'accordo? Cultura locale. Bene, quel filo conduttore ce lo dice, è appunto una costante, e che garantisce sostenibilità a quel tipo di comunità ospitante, a quell'approccio che assolutamente va a implementare, per esempio, l'agricoltura e tutto il resto, e che è in contrapposizione, come abbiamo detto, alla fruizione veloce agli impianti. Benissimo. La risposta sta, e qui si chiude il cerchio, che è la comunità che emerge con la sua identità, che si racconta, che è protagonista. Noi non avremo nessun tecnico della regione, nessun tecnico provinciale che verrà a bussare e ci dirà come ci chiamiamo, come ci vestiamo, come parliamo. Soltanto la cultura locale che si esprime, che si traduce in modo di vivere, che si traduce nel tempo, ci fa guadagnare responsabilmente, ci fa
come dire, far crescere il nostro patrimonio di credibilità, su questo si basa il patrimonio su cui vivono quelle realtà. Allora, quando io cito, e faccio un esempio, la Val di Fassa, le Cinque Terre, che non sono in montagna, e chiudo, non preoccuparti, la Val Gardena, l'Alta Badia, bene, ogni volta, se scatta il meccanismo, noi non abbiamo assolutamente una località citata, punto 1. Punto 2, abbiamo la scomparsa totale di tutti gli stili comunali in tutte queste identità. Andate a vedere questa catalogistica, andate a vedere sul sito immediatamente. Fate un giro nei 5-6 nomi che vi ho citato e non troverete quella presenza. Allora, finisco. Il nostro futuro di grande azienda, la nostra fabbrica di futuro sta sotto i nostri piedi. A suo tempo, presentando la legge che poi sarebbe stata la 2013, c'è stata la grande chiamata e ci hanno detto dalla regione: abbiamo il petrolio sotto i nostri piedi, vi ricordate? L'operazione guidata dall'allora assessore Finozzi ci ha portato a ripensare la fascia pedemontana, che io chiamo terre alte perché secondo me arriva più alta, e quindi tutta questa realtà che, per rispondere all'idea di prima bellissima, cioè funziona dell'end of Venice, mantiene un paradigma che non è quello che in questo momento governa ed è competitivo. Altrove non abbiamo una terra e un entroterra. Quindi semplicemente la strada delle comunità di montagna piccole, secondo me, semplicemente è il futuro, e l'abbiamo capito quando ci hanno detto che nel Medioevo la stessa democrazia europea è nata su questa esperienza delle Alpi, cosa che devo ammettere io poi non sapevo. Quindi noi siamo citati paradossalmente come modello di vita che ha suggerito, attenzione, no, che se abbiamo aree interne, aree minori, in realtà questo modo di vivere con la natura, con l'agricoltura, con il mondo silvopastorale, in maniera con aree coese, sovracomunali, è esattamente il modello che sta vincendo, abbiamo tutta la letteratura che lo conferma, nel proporci come aree ospitanti, come comunità ospitanti. Ecco anche il ritorno al marketing territoriale. Da dove comincia ogni volta questo processo? Dalle reti di mobilità dolce, dalla connessione. E qui viene fuori la fruibilità e l'accessibilità del territorio anche attraverso percorsi per tutti. Vedete come l'approccio al marketing territoriale, che è responsabilità del territorio, si traduce fino a preoccuparci, perché è un approccio, come dire, sistemico, ma è responsabile, come lo è il design. Noi stiamo parlando di design del territorio, in effetti, anche se non ce lo riconoscono. Quella visione di territorio che trasforma aree ricchissime che noi sottovalutiamo, soprattutto per identità, e che, attrezzate con la segnaletica e con una connessione dei luoghi, dell'attrattività, che deve essere adeguata, soprattutto rispettosa di chi ha bisogno di muoversi anche avrei bisogno di tempo, ma magari avremo un'altra occasione per approfondire. Comunque, prossima puntata. Il nesso è forte e diretto, e dove non c'è, vediamo nascere delle cose che conoscete tutti. Cioè, insomma, tu ci stai stimolando a conoscere, a sperimentare tutto ciò che all'interno della montagna può non essere considerato consuetudine secondo quella tradizione che normalmente anche la regione del Veneto ci stimola, perché, giusto per fare un po' di gossip, no, di quello che succede all'interno del Consiglio regionale, anche all'interno del piano regionale di ripresa e resilienza, cioè quello che la regione del Veneto ha mandato, diciamo, come lista della spesa per l'utilizzo dei fondi europei del Recovery Fund, cioè di fondi che l'Europa ci manda per la ripresa post-Covid, all'interno per la montagna ci sono prevalentemente fondi legati a progetti che sono connessi alla neve, per esempio, per la montagna.
a progetti che magari non si connettono in realtà con un pensiero realmente sostenibile dell'utilizzo del tempo all'interno della montagna. Uno, per esempio, legato al bellunese, è quello del carosello, cioè di queste connessioni tramite appunto seggiovia tra la parte di Bolzano e la parte del bellunese, che impiegherebbe al cittadino 4 ore semplicemente per il percorso in seggiovia. Pensate, d'inverno, con un tempo di luce molto molto breve, che cosa significa? Per una persona che intende in sci, poi dopo percorrere la discesa, risalire, percorrerla, non riuscirebbe neanche a ritornare in tempo con la luce del sole. E tutto questo con i fondi europei per la ripresa e per la resilienza. Oppure investire un centinaio di milioni di euro per la pista da bob per le Olimpiadi, localizzata in una zona fortemente colpita dal sole, per cui con anche un dispendio di energia proprio per mantenerla ghiacciata e quindi con un rischio anche rispetto alla sostenibilità ambientale, quando appunto abbiamo una pista da bob già pronta a poche centinaia di chilometri, e quando appunto si potrebbe quindi fare una specie di scelta di tipo, sia di tipo economico che appunto anche di sostenibilità per il territorio, in una logica proprio di risparmio economico e di investimento nel territorio che sia realmente sostenibile in un'ottica anche pluriennale, proprio per ripartire senza abusare di quello che la montagna realmente può dare in una misura pluriennale, non semplicemente per un evento che dura qualche giorno. E le Olimpiadi, insomma, le possiamo pensare come iniziativa senza per forza strafare, ma pensandole appunto in un'ottica di ciò che realmente possono dare al territorio, non semplicemente anche in un'ottica non soltanto territoriale, ma in collaborazione con i territori che già hanno, ecco, come buon padre di famiglia, ecco. Giusto per farvi un ragionamento. Mi piacerebbe leggervi qualche commento, dato che c'è stato un bel dibattito anche all'interno delle nostre chat all'interno di Facebook. Vi invito poi dopo a leggerli, perché ci sono diversi fan che vi hanno seguito all'interno del nostro della video, di nostra diretta. Ce ne sono diversi di molto interessanti, anche abbastanza interessanti proprio per le proposte o le sollecitazioni. Ce n'è uno di Emanuela Vigolo che vorrei leggervi, perché secondo me è interessante anche per un'eventuale risposta rispetto al marchio territoriale. Parla di marchio territoriale dicendo che è utile se il territorio è di qualità. Si deve definire però che cosa intendiamo per qualità, e quindi si valorizza. Se qualità è data da imprese storiche o innovative, allora farò di questo il centro del mio brand, ed è proprio quello che diceva anche prima, dicevate entrambi bene prima. In un Veneto che però continua ad unire casa, bottega, campo, la vedo dura a parlare solo di agroalimentare. Penso che il ripristino del territorio sia il primo passo, e quindi questo, diciamo, è un primo ragionamento che vi lancio. E dall'altra parte c'era un ragionamento che veniva lanciato rispetto alle necessità dell'altopiano, che venivano ripetutamente lanciate da Claudio Savelli, che parlava però di una questione che ritengo anch'io molto importante, che era riferita alla necessità, ancora all'inizio, di strutture ricettive. Andrea, tu vivi in altopiano, evidentemente anche io molto spesso, desiderando poter vivere anche l'esperienza turistica all'interno dell'altopiano, mi sono imbattuta molto spesso in difficoltà nel trovare strutture ricettive. Perché nell'altopiano non c'è il problema della seconda casa molto spesso, ma c'è il problema appunto della struttura ricettiva disponibile. E per questo motivo avevo dato un accenno rispetto a uno strumento che invece dovrebbe probabilmente essere implementato e percorso all'interno della comunità, che è quello per esempio dell'alloggio diffuso, su cui per esempio rispondeva invece Gaia Bollini di aver fatto per esempio proprio una tesi a riguardo, e quindi lancio questa riflessione che magari può essere utile in una logica di promozione di iniziative e di comunanza, insomma, di intenti. E intanto vi lancio queste, dopo vedo che magari c'era
Ecco, Marco Piacentini che scrive che il canale di Brenta, il Bassanese, e direi anche la Bassa Valsugana, Trentina, hanno molto bisogno di amministratori che ascoltino la consapevolezza territoriale di moltissime piccole realtà. Meno consumo suolo, meno politica obsoleta del capannone e investimenti in progettualità sul recupero ambientale e sociale di montagna e di mezza costa. Quindi si parla moltissimo di recupero ambientale, di ripresa insomma, della consapevolezza delle opportunità che l'ambiente dà da questo punto di vista. E poi invece c'è una domanda di Sergio Carrara che ci chiede: come giudicate l'azione della Regione Veneto connessa alla scelta di definire e veicolare delle nuove aree di destinazione? Cito ad esempio quella della Pedemontana Veneta. Vi ho lanciato qualche input che proveniva dalle chat, vediamo se ne avete trovata qualceduna che vi ha stimolato qualche riflessione. Passerei la palla a Francesco, dato che ti abbiamo sentito silente per un po', naturalmente, e ti lancerai di nuovo la palla per dare voce alla tua ugola. No, vabbè, io ho ascoltato con molta attenzione, anche sono cose che mi piace veramente tantissimo ascoltare, perché come vecchio amministratore, diciamo, come sai Cristina, anche io avevo messo le mani quando andrà citato poi il discorso del progetto di Finozzi. Io ero presente quando Finozzi per la prima volta ha radunato gli amministratori locali e ha detto: io questo vorrei fare. E mi ricordo che io l'avevo vissuta molto bene quella proposta, avevo pensato che finalmente, o almeno finalmente, l'approccio che iniziava a essere anche professionale da parte mia, ma anche politico, poteva veramente andare in una bella direzione. Poi, a dire la verità, con quello che dice la Emanuela Vigolo, io mi trovo d'accordissimo, proprio d'accordissimo. Però, rispetto a quello che è stato detto, secondo me c'è una questione sulla quale dobbiamo essere molto, molto, come posso dire, sinceri. Cioè, guardare anche gli imprenditori del turismo, perché si può, è vero, andare a chiedere agli enti una mano, cosa si può fare, però lo stesso imprenditore turistico, era l'esempio con cui chiudevo prima, no? Non ha pazienza. È difficile avere pazienza in questi, e questi di cui parlava Andrea prima sono processi che hanno bisogno, no, di tempo per rendere consapevoli le comunità, per rendere consapevole la potenziale fetta di mercato alla quale si va a parlare, e quindi c'è bisogno di tempo per riuscire a creare una situazione da cui poi tutti trarranno i buoni frutti, e non solo a livello economico, perché la delocalizzazione, il fatto di avere un turismo sostenibile, cioè sono frutti che vanno anche a coloro che non ci lavorano nel turismo, ma non solo a coloro del secondo giro, ma anche a coloro che semplicemente vivono. Io ho avuto tante volte gruppi in cui persone venivano quasi investite dai ciclisti in centro a Verona perché non ce la facevano più tutti i giorni, qua coi gruppi, in tasè strade, non possiamo più. Io ho avuto un signore americano buttato quasi per terra da una bicicletta, perché non ne possono. Allora, capito che questo è un discorso che va fatto non solo per le aree, come dire, passatemi il termine, no? Secondarie da questo punto di vista, però è un percorso che porterebbe benefici a tutti e a tutti i livelli. Però dal punto di vista imprenditoriale questo non è facilissimo. Non è facilissimo andare a dire a qualcuno: guarda che tu questa cosa non la puoi fare, oppure devi limitare quello che fai per. E questa è semplicemente non è una risposta alle cose, è un po' una riflessione per collegarmi col discorso della cercare di rilanciare zone da parte della Regione Veneto. Appunto la Pedemontana, io mi ricordo che era la grande, insomma, l'idea che aveva portato Finozzi, che adesso si sta un pochino, no, concretizzando in diverse cose. Io penso che la direzione debba essere in qualche modo quella, no? Debba essere quella perché stiamo arrivando a un punto in cui ci sono dei luoghi che sono veramente troppo intasati. Per cui la riflessione, adesso io mi permetto di dirlo, ma potrebbe essere la stessa cosa per il lago di Garda. Questo andrebbe fatta veramente partire dalle code di macchine che salgono all'altipiano, perché noi da fuori ci rendiamo conto che lì è tutto pieno,
È stato l'unico comprensorio turistico del Veneto che ha fatto più 1% ad agosto scorso, se non sbaglio. Adesso non sono preparatissimo sul dato, ma mi ricordo di aver assistito alla preparazione. Però a partire da lì, perché quello, come ha dimostrato quello che ha detto Andrea prima, non è automaticamente sinonimo di benessere, no? Però da fuori sì, da fuori sì. E allora, e anche per l'imprenditore, lì ci sono le code di macchina, allora io vado a fare questo subito. C'è un po' di allenamento da fare anche da questa parte. Tutto qua, questa è una considerazione su quello che è stato detto. Grazie Francesco. Andrea, ti lancio la palla per un'ultima breve riflessione rispetto a quello che sono state le ultime considerazioni. Aspetta che non ti sentiamo. Il microfono ci fa sempre questo grande... Avevo staccato io per evitare no, dicevo che ci obbliga veramente. Adesso, proprio perché esco alle 18:30 da uno di questi incontri, i pacchetti previsti dalla Commissione europea attraverso i bandi, dalla regione, diciamo, no? Per formare consapevolezza, cioè non per avere gli strumenti per fare marketing territoriale, che è un parolone, ma per avere, come dire, gli strumenti per stare a un tavolo di discussione e come dire, partecipare a quello che si chiama allo sviluppo iniziale, no? Quindi abbiamo l'orientamento strategico di fondo del territorio, un atteggiamento verso il territorio. Ecco, il pacchetto che è richiesto minimo è di 20 ore. C'è un motivo per cui tiro l'acqua a questo mulino. Noi purtroppo, proprio per il fatto che la stampa locale non ci aiuta, la parte amministrativa non ha interesse, ma non c'è niente di male, cioè culturalmente l'amministrazione locale non se ne occupa. La parte delle categorie economiche, tutto sommato, come dire, ha paura di perdere il controllo della situazione. Allora, cosa sto dicendo? Sto dicendo che siamo un po' in ritardo sui territori nell'avere consapevolezza delle dinamiche, proprio nelle dinamiche, facciamo fatica a riconoscere gli attori del territorio, no? E siamo portati a ripetere dei modelli, quelli che stiamo usando noi, in particolare qui in altopiano, nella Pedemontana, nel Bassanese, sono riconducibili al 75, al 1975 intendo, no? In quel momento, al momento delle aree coese eravamo, ma tutto quello che è accaduto dopo non ha permeato, cioè non siamo stati investiti e non stiamo, come dire, non stiamo operando con quella consapevolezza. Ecco, io vorrei spendere questi ultimi passaggi in maniera molto propositiva, cioè vi assicuro che gli operatori con cui parlo tutti i giorni per qualche ora, sono poco abituato, ma ho imparato anch'io a usare questi strumenti, sono assolutamente bravi, sono ricettivi, ma veramente noi abbiamo della gente veramente tosta, ma proprio tanto, no? E però confermo che non riescono a fare rete. La chiamata a fare rete, che è tipico dell'amministratore che finisce la serata col microfono, dobbiamo fare rete, tutti insieme vinciamo. Io dico, fermati là, dacci i modelli, no? Ci dai il modello e noi ci mettiamo dentro i nostri contenuti. E non puoi dire facciamo rete. Allora tu cominci a chiedere che cos'è un club di prodotto? Cosa? Non lo so. Cosa fa il GAL? Chi il GAL? No, poi vai avanti e cominci. Avete avviato un tavolo di marketing territoriale o un tavolo di discussione? Lo sapete che la legge 2013 lo prevede? No. I fondi li stiamo perdendo tutti, ne sa qualcosa Cristina, no? Cioè, perché non arriviamo ai bandi? Perché i nostri operatori non sono informati,
e quando sono informati non hanno gli strumenti per capire cosa è scritto. Guardate, il bando che in questi giorni è sul tavolo di tutti, perché la regione ne ha messo lì uno importante. Io ho passato il pomeriggio anche oggi con persone veramente che hanno aziende, cioè alberghi, parlavamo di ricette, ed è chiaro, emerge chiaramente, anzi, due cose veloci. Uno, che gli manca proprio lo strumento nel capire i termini, di cos'è una destinazione, che cos'è un'aggregazione, d'accordo, che cos'è un ATI e tutto quello che ne consegue. Un aspetto. L'altro è che c'è una prevaricazione della parte amministrativa, che anche qui dove il bando è dedicato ai privati, attenzione, e i beneficiari sono un gruppo di privati, minimo 15, di cui 3 con la ricettività. Bene, anche in questo caso, dove la Commissione europea si infila e dice voglio vedere se stavolta arriva la parte amministrativa locale a metterci il naso. Bene, non funziona, non ci siamo. Ancora una volta ci troviamo a dover far conti con l'amministrazione, nonostante sia riservato agli operatori, con una serie di meccanismi che non vi dico, oppure la prossima volta vi racconto. Quindi la chiusura è questa. La prima cosa che auspico veramente è che aumenti la stampa locale, ci dia una mano, la politica ci dia una mano a creare occasioni come queste, e soprattutto che cresca la consapevolezza che noi abbiamo veramente il petrolio sotto i piedi, ma davvero in modo diffuso. Dobbiamo solo metterlo in connessione, comunicare, cosa che non sappiamo fare, cioè siamo un po' negati nel comunicare. Montanaro che fa fatica, e quindi porci verso quell'innovazione che dicevo prima, cioè l'innovazione di sistema. L'innovazione di sistema, e ho finito davvero, contiene un passaggio difficilissimo. I trentini l'hanno chiamato, virgolette, che non sono parole mie, cambiamento necessario. Che cosa vuol dire? Vuol dire non essere più proni, cioè non aspettarci più che dai municipi esca innovazione, perché non è mai uscita. Zero, cioè non abbiamo traccia di innovazione che esca dai municipi. E noi dobbiamo imparare una cosa che abbiamo perso nel tempo, cioè quella di essere noi protagonisti diretti, noi associazioni di privati intendo, per essere protagonisti. Questo cos'è? Una rivoluzione? No. L'ultimo appendice della 2013, e ho finito, prometto, scrive l'assessore Caner, che non mi sembra né sprovveduto né che venga da un'altra parte del mondo, e dice: in assenza di forme, lo so a memoria, embrionali di governance sul territorio, siete autorizzati a istituire dei marchi d'area con prevalenza di forze private. E mi fermo qui. Grazie. Io vi ringrazio entrambi. Vorrei finire citando 2 messaggi che sono arrivati, degli ultimi che vi invito a leggere perché sono molto interessanti, ma 2 messaggi che mi rendono particolarmente orgogliosa perché sono 2 messaggi diversi ma che intrecciano 2 esperienze che mi stanno molto a cuore. Il primo è molto molto locale e che lo scrive in questo caso Ivan Borin. Ricordatevi che non bisogna spendere tantissimi soldi per ciclabili che assomigliano sempre più a autostrade. Basta usare le migliaia di stradine sul territorio, collegarle con una sentiristica intelligente, escursionismo a cavallo, bici e a piedi. E questo discorso si interseca perfettamente con un percorso che ho fatto negli scorsi 5 anni, proprio cercando di intersecare tutto ciò che riguarda l'escursionismo anche a cavallo, ciclopedo e il turismo ciclopedonale, non semplice da mettere insieme, e anche un percorso locale riferito alla mobilità dolce interno e anche quindi urbano ma anche periurbano, su cui sarebbe molto interessante confrontarci, Ivan, ma anche con Francesco naturalmente e con Emanuela che appunto sono persone del territorio da cui provengo, con cui sarebbe molto interessante confrontarci.
Parallelamente mi piacerebbe citare un messaggio di cui sono particolarmente felice, perché è stato scritto da Giuliano Menegazzi. Non ci conosciamo personalmente, però Giuliano Menegazzi è una persona che ho conosciuto indirettamente perché è amministratore nel comune di Arvezzo e è promotore di progetti rurali in Lessinia, in particolar modo del progetto Alti Pascoli Lessinia. E infatti parla all'interno di questo messaggio del progetto di riconoscimento del pascolo storico rurale degli Alti Pascoli della Lessinia e racconta di come appunto con questo progetto si è cercato di creare consapevolezza nella popolazione, sia di ricercare le criticità di un turismo spesso inconsapevole di dove si trovi, che appunto di andare appunto a lavorare appunto sulla consapevolezza della popolazione che vive, che è appunto del turista. E lavorando sulle due realtà potremo garantire uno sviluppo più sostenibile sia ambientale che di sviluppo. Io lo ringrazio per questo messaggio perché accenna proprio a agli obiettivi che volevo pormi con questo primo incontro, cioè lavorare sulla consapevolezza della popolazione dei territori che desiderano esprimersi all'interno di un panorama di proposta turistica, di proposta insomma di promozione territoriale, dall'altra parte della consapevolezza di un turista che è ospite di un territorio ma che ne diventa in quel momento custode e anche promotore poi conseguentemente. E che sia questa una prima occasione di una rete che possa mettere anche in connessione la Lessinia, che è un territorio assolutamente delicato, assolutamente prezioso, con i vicini di casa che stanno a valle ma anche appunto un po' più ad est dell'altopiano, e questo sarebbe per me una bellissima occasione di condivisione di esperienze e in particolar modo sarà molto importante poterlo fare, specie per chi condivide al di là del confine della provincia di Vicenza e Verona, condivide anche come dire, un patrimonio che è quello poi anche del parco della Lessinia stessa. Sì. E ringrazio, per me è particolarmente un onore sapere che ha potuto frequentare anche lui questo incontro e che sia appunto l'inizio di una possibilità di una condivisione, di una conoscenza specifica del progetto che lui stesso ha promosso. E io vi ringrazio perché siamo arrivati a 1 minuto e 26 di questo incontro, ci siamo dati un'ora e 26, sera anche per me. Colgo l'occasione in questo mercoledì prima della Pasqua per augurare ai nostri ospiti Francesco e Andrea una buona Pasqua, dato che siamo agli sgoccioli, e ad augurarlo a tutti voi che ci avete seguito in questa serata. Presto avrete notizie per la prossima diretta di Guarda Fuori dagli Schemi. Cambieremo sicuramente settore, non parleremo in questo caso, nel prossimo incontro, di turismo, parleremo di qualcosa di un po' più fastidioso in questo caso, non di piacevole come in questa serata. State connessi e vi racconterò nelle prossime giornate del prossimo tema. Nel frattempo ringrazio gli ospiti, vi ringrazio per i piacevoli commenti e nei prossimi giorni magari qualche aggiornamento e la sintesi e tiriamo un po' le somme di questo incontro così scoppiettante. Ciao a tutti, grazie Francesco, grazie Andrea. Grazie a voi. Grazie a voi e tanti auguri. Grazie anche a Francesco. Grazie Andrea, ciao.